buonasera, grazie di essere venuti. Il 25 gennaio 2016, ormai lo sappiamo tutti, Giulio Regeni è stato sequestrato e il suo corpo è stato ritrovato il 3 febbraio, torturato rovinosamente. E noi qui siamo oggi in piazza, dopo 6 anni, per continuare a gridare forte la nostra volontà che sia fatta giustizia per questo ragazzo ricercatore che abbiamo imparato a conoscere nel tempo, un ragazzo ricco di contenuti, di idee, un ragazzo che ci è diventato caro, non soltanto per la fine tragica, tremenda che ha fatto, non soltanto per l'ingiustizia doppia che continua a subire, ma anche per come era, simbolo di questa gioventù che cammina, che gira, che vuol cercare, che è curiosa. E allora come associazioni abbiamo pensato di ritornare su questa piazza dopo un anno. Vorrei ascoltare la brevissima dichiarazione che l'avvocata fa all'uscita dell'udienza. Che chi ha sequestrato, torturato e ucciso Giulio non resti impunito. E sappiamo che presto o tardi la nostra pretesa avrà soddisfazione. Sostenuto con aiuti economici e soprattutto con le forniture militari. Per l'Italia l'Egitto è il cliente più importante, quello che acquista più armi. Ci saranno anche delle lanterne verdi perché vogliamo ricordare il progetto di Save the Children che ha invitato a usare queste lanterne verdi per mandare un messaggio di accoglienza per tutte le persone migranti, straniere. Noi abbiamo chiesto un'accoglienza diffusa anche a Mogliano, forse si sta elaborando questo progetto, quindi ci piace oggi avere insieme le lanterne gialle, giallo, il popolo che sostiene la lotta per la verità per Giulio Regeni, ma anche le lanterne verdi proprio per essere insieme a tutti quelli che cercano di venire incontro alle persone che chiedono, come dicevo prima, dignità, libertà e lavoro.